Buongiorno, buonasera, anzi scusate, buonasera a tutti. Eccoci qui con la sesta puntata delle trasmissioni Twitch sugli scacchi della Scuola Veneto Scacchi e del Comitato Regionale naturalmente Veneto. Siamo qui come al solito con il gruppo storico, diciamo così, dello staff di Twitch, io come conduttore, Dario Bellinato come moderatore e Matteo Volpi come regista, e anche in questo caso come componente dell'associazione scacchistica dilettantistica Valpolicella, spero di averlo detto giusto la denominazione, perché naturalmente voi sapete che le associazioni devono avere la sigla iniziale di associazione scacchistica dilettantistica per i motivi insomma che sono stati prescritti un po' dal CONI, deve figurare la parola dilettantistica, e siamo alla sesta puntata complessiva, la seconda puntata su questo tipo di trasmissioni, su questa rubrica, cioè la rubrica che è dedicata un po' alle associazioni, ai circoli, diciamo così, quelli più recenti, quelli che hanno più storia e insomma che hanno diverse caratteristiche. Un ringraziamento a tutti i collaboratori e naturalmente anche a coloro che saranno coloro che presentano l'associazione scacchistica del Valpolicella, che adesso naturalmente vedremo, ma intanto c'è già, come vi ho detto, Matteo Volpi, che è anche componente dell'associazione Valpolicella, e c'è Alessandro Gatta, e poi probabilmente vedremo qualcun altro anche che ci si aggiungerà. Quindi un grazie a tutti voi e un grazie naturalmente a coloro che hanno contribuito a realizzare questa puntata, e naturalmente a tutti gli spettatori che ci riescono a seguire anche il mercoledì sera. Bene, allora, che dire, la volta scorsa abbiamo presentato, la prima volta che abbiamo fatto una puntata sui circoli del Veneto, è intervenuta, abbiamo visto un circolo di Venezia. Un circolo di Venezia, il Canal, un circolo storico che ha una lunga storia scacchistica, e naturalmente non poteva mancare Antonio Rosino. In questo caso presentiamo una associazione di Verona, un circolo scacchistico di Verona, che è una società sportiva fondata nel 1998, quindi non recentissima, ma nemmeno che ha una storia lunghissima, e su questa storia adesso sentiremo l'intervento e la descrizione da parte di Matteo, credo, e poi avremo i contributi sul presente e sul futuro, i programmi futuri di Alessandro Gatta, e probabilmente anche qualcun altro socio del Circolo Valpolicella. Aggiungo che avremo anche dei bei filmati che intercaleranno i diversi interventi, che spero possano suscitare l'interesse del pubblico. Ma mi fermo qui, e quindi a questo punto iniziamo con appunto il passato, e quindi dovremmo vedere un'intervista del presidente che non ho citato, ma è Mauro Schiraldi, naturalmente storico, giocatore, scacchista, organizzatore, arbitro, insomma, che più ne metta, della provincia di Verona, e che è stato un po' il motore e l'impulso di tutto lo scacchismo, diciamo così, di Verona, ancor prima della nascita di questo circolo. Bene, non ho altro da dire che passare la parola a Matteo per magari l'introduzione all'intervista a Schiraldi, che mi pare sia stata realizzata attraverso un breve video.
Esatto, sì, allora intanto buonasera a tutti, come diceva Sergio sono Matteo Volpi, solitamente sono a fare il regista dalla cabina di regia per le puntate di Twitch, ma questa sera diciamo compaio anche io tra i vari ospiti. E sì, allora come diceva Sergio, per iniziare la puntata abbiamo questa intervista direi ormai storica di il nostro presidente Mauro Schiraldi in cui raccontava appunto durante un torneo scolastico come si è creata l'associazione Valpolicella e quali erano i suoi obiettivi. Quindi appunto prima di proseguire insomma con l'approfondimento della storia passiamo subito alla clip così vediamo un po' cosa diceva il nostro Mauro qualche anno fa. Bene. Associazione di scacchi della Valpolicella. Che cos'è? È uno dei 3 circoli della provincia di Verona, quello che ha il maggior numero di soci. Siamo nati nel 98, sono presidente della sua fondazione. Operiamo in Valpolicella ma anche in tutta Verona. Abbiamo aperto una scuola di scacchi che oltretutto è l'unica riconosciuta dalla federazione di tutto il Veneto, e facciamo corsi di scacchi soprattutto ai bambini in età scolare. Organizziamo corsi nelle scuole, abbiamo superato un numero di 100 corsi nelle scuole, quindi facciamo lezioni di scacchi a circa 2000 bambini ogni anno. E un appuntamento molto importante è il campionato scolastico provinciale che si terrà il 15 marzo a Valeggio, giusto? Esattamente, è sempre organizzato da noi, è una delle manifestazioni più importanti d'Italia. Infatti in quel giorno ci aspettiamo circa 600 bambini e ragazzi delle scuole della provincia di Verona. E appunto noi facciamo i corsi nelle scuole, poi facciamo dei tornei di selezione di queste squadre e viene fuori una bella festa perché è un torneo impegnativo però con una cornice di 600 bambini, quindi una cornice fantastica. Allora noi sappiamo che Mauro Schiraldi è stato premiato come il migliore insegnante di scacchi delle scuole. Mauro, ci puoi dire qualche cosa di te e degli scacchi? Perché? Che cosa mette insieme questi 2 elementi? Beh, io ho mamma, nonna e nonna di origine tedesca. I tedeschi giocano a scacchi tutti quanti, quindi ho imparato da bambino. Ho avuto la fortuna di andare in pensione abbastanza giovane, per cui dopodiché mi sono dedicato agli scacchi ed è quasi diventato un lavoro, insomma, visto che mi impegna dalle 4 alle 5 ore al giorno. Sì, mi diverte insegnare, mi diverte organizzare tornei, lo faccio anche per passare il tempo, insomma, in maniera proficua. E gli scacchi ai bambini è una materia che non esiste obbligatoria nella scuola italiana. Qual è il tuo punto di vista? No, sposo in pieno quella che è l'idea della Comunità Europea. La Comunità Europea ha chiaramente detto con una delibera proprio a Bruxelles che gli scacchi dovrebbero entrare in tutte le scuole d'Europa quasi come materia obbligatoria. Solo 2 paesi per adesso hanno aderito, Spagna e Inghilterra, l'hanno resa come materia obbligatoria nei licei. L'Italia si sta avvicinando a questo appuntamento, è chiaro che finché non saremo il numero sufficiente di istruttori questo progetto non potrà mai partire, insomma. Quindi un giorno ci arriveremo, ma non siamo ancora pronti per questa avventura, insomma. I bambini che sono qui dietro che cosa stanno facendo? Ma qui sono i bambini delle scuole elementari di Pescantina e delle scuole medie, stanno facendo il loro torneo di selezione per i campionati provinciali studenteschi. Ok, eccoci qua. Bene, ecco, abbiamo visto questa breve intervista di Mauro, con Mauro Schiraldi, che appunto è come abbiamo detto, presidente dell'associazione attualmente, fin dall'inizio presidente, e naturalmente anche una figura importante nell'ambito del Veneto. È stato anche componente del Comitato regionale Veneto per molti anni. Veniamo allora adesso a una breve descrizione
degli elementi più significativi della storia dell'Associazione Scacchistica Valpolicella, con un sintetico intervento di Matteo che ci descriverà un po' le fasi, i momenti più interessanti di questa associazione. Sì, Prego Matteo. sì, grazie. Allora, come diceva Mauro, l'associazione è nata nel 98, 1998, e poi è diventata affiliata alla FSI, ovvero la Federazione Scacchistica Italiana, nel 99, quindi un anno dopo. La prima sede storica del circolo, per chi fosse della zona, che di sicuro lo conosce, è la provincia di Negrare, una provincia sempre del Valpolicella, appunto, in zona Verona, un po' fuori dal centro, ecco, dove appunto Dove si beve anche del buon vino soprattutto alle quello, grandi. soprattutto quello, ecco, oltre agli scacchi abbiamo anche il vino qua in Valpolicella, direi. E fin da subito l'idea dell'associazione è stata quella di essere una scuola di scacchi più che un semplice, diciamo semplice da molte virgolette, circolo di gioco, ecco, perché appunto ehm, siamo una scuola che ha fatto sia corsi CAS del centro ovviamente dello sport, quindi proprio i corsi in cui facciamo scuola di scacchi ai ragazzi che vengono al circolo a fare i corsi, ma soprattutto il nostro punto di forza è sempre stato il fatto di inserirci nelle scuole, appunto andando a fare da promozione delle nostre attività, i nostri corsi ai ragazzini elementari, partendo dalla terza elementare, quindi 8-9 anni, fino ad arrivare alla quinta elementare. C'è stato qualche corso anche nelle scuole medie, ma quelli erano molto sporadici nel corso del tempo, io non ne ricordo ben pochi, ma comunque anche lì ci siamo fatti vivi. Per le superiori invece è sempre stata una cosa che più che altro chi giocava alle superiori scacchi per la scuola quando si trattava del TSS, ovvero il torneo scolastico, erano quelli che appunto già giocavano a scacchi o con la nostra associazione o comunque da un po' di anni, chi aveva iniziato e poi smesso e così via. Tornando comunque insomma agli eventi storici, l'associazione ha aderito alla serie del Gran Prix del Veneto, oggi conosciuta come Gran Prix del Tri Veneto, c'è stata una piccola modifica di nome, mi pare che l'edizione sia arrivata oltre la 25esima quest'anno, non mi ricordo più bene adesso il numero di edizione, comunque insomma fin da subito anche noi siamo stati uno degli organizzatori con ben 4 tornei giovanili annui all'inizio, e poi appunto nel 2001, come dicevo, collaborando con il CONI abbiamo avviato i primi CAS con 2 istruttori all'epoca e circa 60 allievi, e poi un'altra decina di istruttori elementari che collaborava per i corsi scolastici. Poi un'altra cosa molto importante che poi stiamo cercando di riproporre anche quest'anno, ma per questa cosa ne parleremo nella sezione successiva, era quella di organizzare dei corsi per i docenti appunto delle scuole, andando a insegnare a loro come insegnare scacchi agli studenti. Quindi eravamo noi istruttori che istruivamo gli insegnanti che poi facevano loro propaganda, diciamo propaganda ai loro allievi in scuola, prima che poi noi ci inserissimo per le, diciamo, le lezioni più avanzate. Giusto? E mi pare che sia una ottima sì. strategia, diciamo. Quest'anno infatti andremo, o meno ci proveremo a riproporla, poi ne parlerà meglio Alessandro quando interverrà lui più avanti nella trasmissione. Allora, conta al momento i diplomati di questi corsi di insegnanti elementari sono 57, quindi appunto è stato anche questo un bel plus per noi per entrare nelle scuole con gli scacchi. Quanti hai Infatti detto, scusa Matteo? 57 insegnanti elementari diplomati con Vero, questo serie di corsi, ecco. Tutti da notevole. Mauro Schiraldi e dal ex ormai delegato provinciale storico veronese Maurizio Tencheni, che penso qualcuno degli spettatori possa conoscere, insomma, anche lui è una figura E molto Paolo Dalla importante. Vecchia. E anche ovviamente Paolo Dalla Vecchia, vicepresidente attuale. Infatti, insomma, un bel primo risultato molto importante di questo, diciamo, frutto di questi corsi scolastici è stato nell'anno 2000, quando gli studenti della scuola elementare di Sant'Ambrogio vincevano appunto il campionato studentesco a squadra a livello nazionale, quindi diciamo che questi risultati sono visti fin da subito di fare i corsi nelle scuole.
cosa che poi si è anche ripetuta più avanti negli anni, con un secondo posto, mi ricordo, nel 2010 o 11, adesso non mi ricordo bene la data. Poi invece per quanto riguarda insomma la parte, adesso abbiamo parlato della parte di scuola, ecco, della nostra situazione. Per quanto riguarda la parte, diciamo, di club vero e proprio, ovvero di gioco ad alti livelli, insomma, quando si tratta di giocare competizioni agonistiche vere e proprie, allora possiamo parlare, insomma, dei traguardi raggiunti dalla squadra, appunto, principale nel campionato a squadre. Campionato Diciamo, italiano a squadre, il CIS. ricordo che si è appena svolto anche quest'anno, perlomeno le serie che non sono la serie Master. Prego Esatto, Matteo. sì sì esatto, il CIS poi anche quello andremo a raccontarlo più avanti, comunque per i CIS diciamo la nostra associazione è sempre stata una presenza quasi permanente in Serie B, poi ci sono con picchi di Serie A oppure A2 A1 quando c'erano diciamo la Serie A divisa, ecco. Infatti, insomma, prima promozione in A2 risale al 2004 con uno spareggio vinto con il Belluno e nel 2005, l'anno dopo, subito la nuova promozione in A1 con una squadra composta da giocatori molto storici per la situazione che adesso leggendo la formazione soltanto uno è ancora attivo, diciamo, che possiamo ancora trovare nei tornei. La squadra era composta da prima scacchiera Tomasi Daniele, seconda Poppa Claudio, terza scacchiera Martinello Cristian, quarta scacchiera Bertani Gianfranco, che quest'anno è stata anche la terza scacchiera della squadra diciamo, la squadra di testa del Valpolicella in Serie B, e ovviamente anche Mauro Schirali, insomma, che essendo presidente faceva anche lui parte della squadra ai tempi. Quindi E l'unico sì, attivo attualmente è di questi che hai citato? Bertani Eh, Gianfranco, diciamo, l'unico Bertani Già. attivo perché gli altri tre componenti, Schiraldi escluso perché appunto Mauro è il presidente, insomma, ultimamente, negli ultimi anni non si sono più visti come una volta, ecco, quindi se dovessimo dire chi è attivo di questa squadra storica della promozione in A1 del 2005, l'unico appunto è Bertani Gianfranco, che Mhm. ecco. E poi Cioè, appunto, allora, questi erano un po' i dati storici ovviamente della salienti. situazione, esatto. Come penso ci sia bisogno di specificarlo, il presidente è sempre stato fin dall'inizio Mauro Schiraldi, quindi sono 22 anni, facciamo 23 se contiamo 98, che è sempre stato Mauro il presidente, sì, magari appunto una volta era più attivo diciamo come livello operativo, ma quest'anno, negli ultimi anni, si è un po' diciamo ha fatto la parte Fermato. fra, no più che altro ha lasciato spazio un po' anche agli altri, insomma, perché insomma è bello anche collaborare con più soci piuttosto che fare sempre tutto da solo. E direi comunque Certo. che adesso sì, dai, per la storia, se c'è magari qualche domanda al pubblico, se no possiamo Sì, passare. adesso lo facciamo. Volevo soltanto ricordare Sì, che alcuni di quei giocatori che hai citato li ho conosciuti. Per esempio, tu hai citato Claudio Popa, che sì. mi pare sia maestro o candidato maestro, maestro, non Candidato ricordo. maestro, mi pare. Candidato maestro e in alcuni tornei l'ho anche trovato, insomma, quando giocavo i tornei molti anni fa. E tra l'altro mi è venuto in mente che molto spesso veniva ai tornei con Emanuele Weinberg, che è un vecchio, diciamo, scacchista veronese che spesso veniva con lui, probabilmente ancora prima che nascesse il circolo Valpolicella. Bene, allora adesso diciamo facciamo una breve pausa in cui introduciamo le domande prima della seconda sezione, cioè quella diciamo del presente che introdurremo con un intervento di Alessandro. Vediamo Dario se ci sono se c'è qualche domanda in chat, mi pare di aver scorto che c'è.
Sì, sì, infatti Sergio c'è una domanda dalla chat e anche abbastanza interessante. Uno spettatore si chiedeva verso che età i bambini dovrebbero essere indirizzati ad un circolo scacchistico. Ecco, allora direi che può dare una risposta forse Alessandro Gatta, che diciamo è un grande appassionato di scacchi e che si dedica in misura notevole da alcuni anni proprio al campo dell'istruzione. È un istruttore, è un divulgatore, è il fautore della Scuola Veneto Scacchi, insomma tante cose. Adesso ci darà magari lui una risposta, visto che anche ha fatto molti corsi nelle scuole con i bambini, che approfondiremo nel corso della trasmissione. Prego Alessandro. Grazie Sergio. Sì, in effetti giocare a scacchi è non c'è età, anche se individualmente possiamo avere dei bambini che incominciano molto molto presto e altri bambini che partono momenti differenti man mano che crescono. Tendenzialmente noi cominciamo a insegnare scacchi in terza primaria, quindi quando i bambini hanno 9 anni, ma ci capita molto spesso di avere bambini anche di 6 anni che sono particolarmente dotati e motivati al gioco degli scacchi e sono molto bravi. Stavo pensando mentre ne parlavo di un aneddoto che è successo proprio sabato scorso, quando abbiamo fatto a Pescantina per la festa dello sport uno stand con scacchiere giganti e scacchiere da gioco a Settimo di Pescantina, e una mamma di un ragazzo molto molto bravo è venuta sconvolta dicendo: mi sono fatto stracciare da un bambino di 6 anni. Ecco, quindi questo sa indicare che è vero, sì, noi incominciamo a insegnare scacchi in terza primaria, però bambini possono cominciare molto prima, anche se noi in prima e seconda primaria organizziamo dei corsi didattici di propedeutica agli scacchi, facendo attività di gioco-motricità su scacchiere gigante. Quindi un'attività che abbiamo sviluppato seguendo la falsariga del corso di Alessandro Dominici, che con un progetto europeo, The Castle, ha messo in piedi tutta una didattica sulla scacchiera gigante. Effettivamente abbiamo sperimentato questo prima del Covid su istituti comprensivi come quello di Negrare e quelli di Pescantina, e abbiamo avuto tante soddisfazioni insieme alle collaboratrici pedagogiste che ci hanno affiancato per dare questi corsi. Bene, allora mi sembra che la risposta sia stata abbastanza esaustiva, e intanto saluto Alessandro Zangrandi, che vedo si è aggiunto a noi. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. E volevo aggiungere che anch'io sono stato bambino e ho iniziato molto presto a giocare a scacchi, e così do il mio contributo. Io ho iniziato a 6 anni. In realtà non c'era nessun tipo di scuola all'epoca, erano molti anni fa, e in effetti mi ricordo che il primo torneo a cui ho partecipato dopo aver imparato a scacchi, torneo internazionale, all'età di 12-13 anni, a livello di ragazzi che giocavano a scacchi eravamo in 4 in Italia. Ancora ricordo, era in Liguria, era a Imperia, dove c'è il tradizionale torneo di Imperia, un festival che ha una lunga storia. Nel frattempo, visto che c'è un'altra domanda su questo argomento, Dario, vuoi introdurcela, visto che è proprio sempre sulla stessa cosa? Sei muto, Dario.
Occhio. Sì, anche questa è molto interessante, dicevo infatti, e praticamente chiede quanto può essere accantonato, usiamo questo termine, l'aspetto ludico del gioco per preparare questi ragazzi ad una competizione. Cioè quanto quindi c'è questo gioco di bilancia tra aspetto ludico e aspetto competitivo. Ok, allora se permettete provo a rispondere io molto rapidamente a questa domanda, perché in realtà sono anche istruttore, ho frequentato il corso istruttori ancora alcuni anni fa e posso dire che è uno dei problemi cruciali questo. Molto spesso ci sono alcuni istruttori, allenatori che tendono, diciamo, a far entrare subito i ragazzi nelle competizioni agonistiche. Qui sta naturalmente alla capacità e alla sapienza dell'istruttore allenatore di vedere qual è il momento giusto per fare entrare i ragazzi a giocare nei tornei senza diciamo ottenere un effetto che può essere anche il contrario del divertimento e della passione, perché non poche volte ci sono stati dei bambini dotati che sotto una forte pressione poi hanno lasciato proprio stare gli scacchi. Ecco, quindi ci vuole una buona capacità dell'istruttore, allenatore insieme ai genitori che pianifica un pochino le cose e non li sollecita troppo in maniera da ottenere la reazione opposta. E questo naturalmente è una cosa molto individuale, insomma, bisogna vederla caso per caso. Ok, se siete d'accordo, io passerei alla seconda parte, diciamo così, della trasmissione, quella che riguarda il presente, cioè quello che è stato fatto negli ultimi anni, i progetti, i tornei, le attività realizzate negli ultimi 3, 4, 5 anni e in particolare anche negli ultimi anni, quando c'è stato anche il problema naturalmente della pandemia. Allora, Alessandro Gatta, lo richiamiamo, diciamo, su questa parte per illustrare anche che cosa sono i corsi ibridi per i CAS e il ritorno alle scuole, come è avvenuto in quest'ultimo periodo. Ok, come giustamente Matteo faceva presente prima, l'associazione ADSV Scacchi Valpolicella ha questo doppio cappellino, quello di circolo, così bene riassunto da Matteo, e quello di scuola di scacchi. Abbiamo avuto nel passato dei numeri impressionanti di studenti nelle scuole presso cui siamo andati a insegnare come istruttori di scacchi, 2000 fino ad arrivare a 3000 negli ultimi anni prima della pandemia, del Covid, con 21 istruttori di scacchi che erano distribuiti presso un'abbondante trentina di istituti comprensivi del Veronese. E il problema della sopraggiunta del Covid ha toccato pesantemente anche l'attività nostra di istruttori esterni presso le scuole. E ci siamo ritrovati quindi a dover fronteggiare un arresto secco degli insegnamenti in presenza degli scacchi. Abbiamo reagito molto positivamente di fronte a questo cambio di direzione, molto positivamente perché abbiamo sviluppato abbastanza velocemente delle controproposte formative in logica DAD. Oggi DAD è una parola che molti studenti, molti genitori insomma, mettono all'angolo perché abbiamo tutti quanti sofferto la DAD perché ci è stata imposta, no? Però vi posso assicurare da informatico che sono che l'attività
in remoto, che viene conosciuto come telelavoro o anche come telestudio o quant'altro, rappresenta dei gradi di libertà che estendono di gran lunga le opportunità che un'attività in presenza possono proporre. Quindi effettivamente il fatto di subire un'imposizione con la DAD ha messo in cattiva postura una marea di persone che alla fine non ne potevano più. Però noi come associazione abbiamo potuto continuare a erogare dei corsi, delle lezioni a distanza e abbiamo avuto l'opportunità di sviluppare anche delle attività, dei tornei, degli esercizi su piattaforme online come Junior Arena, una piattaforma della Premium Chess che ha sviluppato una serie di funzionalità anche didattiche per i minorenni, quindi proteggendo al massimo con le normative GDPR il gioco dei bambini, e abbiamo sviluppato nell'associazione, con massiccio intervento di Matteo, qui presente, che non solo fa il regista in questo contesto, ma a livello dei campionati e delle partite regionali che abbiamo messo in piedi è stato un motore molto importante per la realizzazione degli stessi. Abbiamo fatto di tutto di più. Siamo partiti con una sfida interregionale, se ti ricordi Matteo, è stato il primo challenge all'inizio della pandemia. Abbiamo fatto i 100 contro 100, i 100 migliori scacchisti giovani under 18 veneti contro i 100 migliori scacchisti della regione Lazio. Quindi siamo partiti con i fuochi d'artificio e poi dopo ci siamo fatti coraggio e abbiamo fatto una serie di proposte e le abbiamo realizzate. Abbiamo fatto anche il campionato estivo, abbiamo sperimentato per veicolare l'attività degli scacchi attraverso l'estate. Questa è una tematica che è cara a tutti quanti gli istruttori, perché effettivamente noi sappiamo condurre gli studenti allo studio degli scacchi durante l'anno scolastico, e poi in estate c'è una battuta di arresto e molto spesso proprio per questa battuta di arresto molti studenti poi dopo non continuano o si distraggono e fanno altre cose. Abbiamo sperimentato tante di quelle attività proprio perché c'è stata una situazione che era completamente destrutturata. E abbiamo analizzato e studiato in che maniera questi nuovi strumenti possono venire in aiuto agli strumenti didattici tradizionali dell'insegnamento in presenza. E abbiamo scoperto questo, che in effetti quando facciamo fare ai ragazzi delle partite online è possibile avere, con l'aiuto del computer, la possibilità di dare delle informazioni aggiuntive al docente di scacchi che in una semplice lezione gli sfuggirebbe. Quindi ci siamo resi conto che un insegnamento che si appoggia anche su una piattaforma su internet permette di arricchire ulteriormente i risultati ottenuti da un corso di scacchi. Risultati che tornano utili all'istruttore, ma anche a scuola al docente della classe stessa, perché aiuta il docente a vedere sotto paradigmi differenti gli studenti attraverso quelle che sono le loro competenze trasversali, che oggi sappiamo essere il nuovo interesse principale sul modo di valutare e identificare le capacità del ragazzo che studia nella scuola. Quindi, come dicevi tu Sergio, ibrido vuol dire, nella nostra visione delle cose, una formula che potrebbe proporsi come più completa
di un corso tradizionale puramente in presenza, perché alternerebbe momenti di lezione in presenza, che è sempre da favorire in assoluto, tutti quanti siamo d'accordo, grandi e piccolini, e passare per delle lezioni online, oppure anche sull'IM, che propongono degli approcci molto interessanti, che prima insomma non erano neppure immaginati. Certo, direi che è proprio così, e posso aggiungere che appunto diciamo il fatto che la DAD adesso venga vista in maniera molto negativa, o sia stata vista recentemente in maniera negativa, è semplicemente per il fatto che è stata in qualche modo imposta ed è stata l'unica possibilità, perché come al solito non da adesso, ma insomma un approccio integrato, ibrido e con diverse modalità è sicuramente importante, e dà la possibilità di, naturalmente, se viene fatto in maniera sapiente, di ottenere anche dei risultati migliori. Perché laddove non si può magari in certi momenti essere presenti, lo si può essere online, utilizzando gli strumenti, e probabilmente voi li avete utilizzati molto bene, e quindi anche per questo diciamo avete avuto i successi che avete avuto. Ecco, tante volte è l'utilizzo dello strumento che magari ha delle grandi potenzialità, che non è usato sufficientemente bene, perché non si ha conoscenza dello stesso. Ecco. Diciamo che ci siamo messi in gioco, e che effettivamente questi strumenti tecnologici impressionavano la maggior parte di noi, e abbiamo provato, abbiamo spesso fatto le cose in tandem, nel senso che lo facevamo in coppia, dove c'era uno un po' più bravino con la tecnologia e l'altro, certo, che insomma aveva voglia di darsi da fare, e abbiamo visto che le cose partivano, c'era interesse da parte degli studenti piccoli, studenti grandi. È chiaro che con gli studenti più piccoli è stato ed è molto impegnativo, perché il body language, la cinesica e tutte quelle attività che l'istruzione in presenza favorisce nella comunicazione, lo si perde in buona parte con l'insegnamento a distanza. Però ricordiamoci questo: ci sono state delle opportunità, ma anche non solo di individui, ma anche di scuole intere, che grazie allo svilupparsi di questi corsi a distanza hanno beneficiato di corsi a distanza con noi istruttori di scacchi, a certo, 200 km di distanza. Assolutamente. E lo hanno rinnovato anche quest'anno, quindi indipendentemente da quello che la situazione, il futuro pandemico ci riserva. Ecco. Certo. Ok, allora adesso dovremmo avere un'altra breve clip, sì, Matteo, credo, sì, che è costituita da un'intervista a Parolini. Dici qualcosa e poi mandiamo la clip. Sì, perché allora esattamente adesso noi abbiamo detto come l'abbiamo vissuta noi istruttori, questa cosa delle didattica a distanza, corsi ibridi, però è anche curioso sapere chi stava dall'altra parte, come l'ha vissuta. E per questa cosa qua abbiamo un'intervista veramente simpatica della nostra, diciamo, mascotte, l'abbiamo battezzata perché è il nostro socio più piccolo. Correggimi se sbaglio, Alessandro. Più giovane, diciamo. Giovane. Correggimi se sbaglio, Alessandro, è di 7 anni quest'anno, ancora 6? Quest'anno 7 anni, ma io l'ho avuto come studente in DAD, e stava imparando a leggere e a scrivere, però già conosceva bene tutte le lettere e i numeri che erano presenti sul bordo della scacchiera per arrivare a identificare le case della scacchiera. Quindi insomma, ecco, vediamo un attimo, dai, veloce. Andiamo. Mattia, ma chi sono io? Alessandro Gatta? E che cosa fa Alessandro Gatta?
Gli scacchi? Fai gli scacchi? Sono il tuo istruttore? Sì. Sì, ecco. Mattia è la nostra mascotte dell'associazione Scacchi Valpolicella, il nostro più giovane iscritto e studente di scacchi. E lui, come la maggior parte degli altri allievi, quest'anno è partito con gli scacchi con l'online. È stata dura? È molto dura. Perché è dura? È difficile stare concentrato. Anche da muovere i pezzi, guardare tutta la scacchiera. Però insomma ti sei fatto valere, hai fatto delle partite fantastiche. Già. E hai voglia di continuare? Sì. Sì? Anche molto. Anche molto, beh. Beh, io ti devo dire che come tuo istruttore sono stato veramente tanto contento perché mi hai dato tanta soddisfazione e soprattutto sei stato veramente di una concentrazione incredibile. Pure il papà mi ha detto che come sei stato concentrato agli scacchi non aveva mai visto prima te concentrati in altre materie. È vero? Già. Bene, allora sai che cosa ti dico? Continua a giocare e a fare le partite con il papà, che l'anno prossimo ti aspettiamo di nuovo qua e possibilmente facciamo delle lezioni in presenza in quest'aula, va bene? Ok. Ecco, salutiamo Mattia Parolini, la nostra mascotte 2021 dell'associazione Scacchi Valpolicella. Ciao. Ok, rieccoci qua. Eccoci qua, avete visto la clip? Bene, abbiamo visto questo bel video, devo dire molto simpatico, con il ragazzino Parolini. Bene, allora Sì. adesso Matteo ci illustrerà qualche cosa sulle squadre del CIS che si è appena concluso. CIS, lo ricordo per gli spettatori, che forse qualcuno non lo saprà, significa Campionato Italiano a Squadre ed è suddiviso in diverse serie. Dici un po' com'è Sì. andata, Matteo, per le vostre squadre. Esatto, allora, prima quando parlavamo di storia del circolo elogiavamo la grande squadra, insomma, che è arrivata in A1 ben 15 anni fa, 16 anni fa, però adesso quest'anno appunto le squadre, diciamo, non c'era più una squadra in Serie A, ma in Serie B, la prima squadra, ecco, se possiamo così battezzarla. Prima squadra composta in prima scacchiera da Zenari Marco, che appunto è anche istruttore del gruppetto di ragazzi più forti tra i nostri studenti, ecco, i nostri allievi. Secondo scacchiera Zanchetta Nicola, anche lui neo socio da proprio quest'ultima stagione, che si è subito inserito come anche lui istruttore nelle nostre file di istruttori, appunto, che adesso vedrà anche lui di prendere un suo CAS per la prossima stagione. Terza scacchiera Bertani Gianfranco, che era anche appunto il membro della squadra arrivata in A1. E quarta scacchiera il nostro astro nascente, come lo diceva il suo istruttore Paolo Della Vecchia, Luigi Vujicic, classe 2006, ma è già prima nazionale, quasi candidato maestro, quindi insomma abbiamo una bella squadretta, Chiaro. direi, per la Serie B. Infatti ci siamo appunto salvati, non dire con tranquillità un po' un parolone, però il nostro l'abbiamo fatto, ma il loro l'hanno fatto e si sono salvati come da pronostico, e quindi ecco, siamo contenti così per quest'anno. Poi c'erano altre due squadre nella serie promozione, una in cui ero io il capitano, composta da vari membri che diciamo sono quelli più anziani, a parte me stesso e l'altro ragazzo, Leonardo Pernigo, appunto, l'ordine scacchiere era Pernigo Leonardo in prima, io in seconda, terza scacchiera c'era Ladislav Krutil, un ragazzo, meglio dire, ormai un signore della Repubblica Ceca, che si è unito da noi quest'anno, però anche lui italianizzato. Quarta scacchiera Tiozzo Marco, e come sostituti Sartori Stefano al suo primo torneo a tempo lungo, tra l'altro, quindi insomma ottimo debutto, direi, e anche appunto il padre di Leonardo, Gianfranco Pernigo. E però soprattutto noi comunque per la cronaca siamo arrivati secondi su 5 nel raggruppamento, sperando di poco appunto la promozione in Serie C. Altrettanto hanno fatto i ragazzi appunto della squadra, diciamo, di rivelazione, insomma, del Valpolicella, perché questi ragazzi, tutti studenti, sono anche quest'anno studenti di Paolo Della Vecchia, che era veramente una squadra di tutti i giovani promesse, che è composta da prima scacchiera capitano Antipov Ivan, seconda scacchiera Dall'Osso Christian, terza scacchiera
Tortella Andrea, quarta scacchiera Cagliazzo Giorgia, che al momento è la ragazza insomma più forte tra le file dei scacchisti, o meglio dire scacchiste del Valpolicella, e come sostituto c'è stato Fabi Giorgio, ecco, oppure adesso se ricordo bene Fabi Giorgio forse era un titolare, Tortella Andrea era il sostituto, ma adesso mi viene il dubbio. Comunque ecco, anche loro secondi su 5 nel raggruppamento, per pochissimo, per un solo punto non hanno preso la promozione. E comunque insomma, per raccontare un po' meglio chi sono questi ragazzi, abbiamo fatto anche qui delle interviste. Prima c'è l'intervista al capitano e atleta dell'anno Antipov Ivan, che poi ci racconterà meglio nell'intervista, seguita da quella di Giorgia Cagliazzo, che è appunto la giocatrice di vertice tra le scacchiste del Valpolicella. Quindi mandiamo in onda le clip e Bene, poi... allora mandiamo subito Sì, in onda senza soluzione di continuità alle due interviste. esatto. Proviamo con Ivan Antipov, che oggi è stato premiato come il giocatore dell'anno dell'associazione Scacchi Valpolicella. E dacci un attimo un identity di chi è Ivan Antipov. Sono uno studente, sono al liceo, il prossimo anno inizio il quarto anno e ho 17 anni e sì, mi piace giocare a scacchi. Ecco. Mi piace giocare a scacchi, ma quello che diceva poc'anzi Paolo, il tuo istruttore da 2 anni, giusto? Sì. E dice, tu sei un dark horse, una rivelazione, qualcuno che non ha mai giocato prima a scacchi e che ha incominciato a fare dei tornei e ti sei piazzato benissimo. Sì, che avevo già giocato prima ancora di iniziare questo corso, cioè sapevo un po' come le regole, eccetera, giocavo già abbastanza bene. Ho fatto un po' da autodidatta, ecco. Beh, un autodidatta più che riuscito, perché se non vado errato, all'ultimo internazionale qui giocato a Verona, sì. Hai avuto? Punteggio migliore, sono arrivato primo nella categoria C con quindi elo più bassa di 1500. È un tutto dire, non per niente insomma Mauro ha avuto il piacere di stringerti la mano come il miglior giocatore dell'anno. Questa coppa che hai? Per il torneo che abbiamo svolto tra di noi allievi del CAS avanzato. Ok, quindi adesso un po' di vacanze oppure un po' di tornei e poi dopo? Io sono quasi sempre via quest'estate, però cercherò ogni giorno di allenarmi un po' a scacchi. Ok, allora buona continuazione. Grazie. Grande Ivan. Giorgia Cagliazzo, una nostra perla dell'associazione Scacchi Valpolicella, che ha incominciato a seguire gli scacchi con le lezioni organizzate da Mauro Schiraldi qualche tempo fa in terza primaria, giusto? E Giorgia, parlaci un attimino di te. Oggi hai avuto un premio, ecco, abbiamo avuto questo premio tuo che ti è stato conferito. E chi è Giorgia? Allora, io ho iniziato a giocare a scacchi alle elementari quando nella mia scuola hanno iniziato un progetto con Schiraldi e un altro istruttore, Michele Lucchese, e mi è subito piaciuto e negli anni ho creato subito una squadra con delle mie amiche e abbiamo fatto diversi tornei provinciali, regionali, nazionali. E io ho continuato fino ad adesso e diciamo che per un periodo avevo smesso, ma poi ho ricominciato e scacchi mi è sempre piaciuto e è un'attività molto bella e spero di continuare. Ma tu sai che Paolo, il vostro istruttore online di scacchi, vi chiama squali? Lo sai perché? Sì. Perché siete una squadretta che segue il corso avanzato di scacchi dell'associazione e mi diceva Paolo, per organizzarvi delle lezioni ci deve mettere tanto impegno perché siete estremamente esigenti. Insomma, li fate lavorare il dovere. Lui, Paolo Della Vecchia e sì, Marco Zenari. Marco Zenari, che salutiamo, che sappiamo che in questo momento è a Trento a preparare il suo esame. Grazie mille Giorgia. Grazie.
su questo argomento? Ma allora, intanto salve a tutti. Al discorso che si faceva prima quando ero arrivato, relativo anche al discorso di scacchi dal punto di vista ludico o dal punto di vista agonistico. Io di mio ho avuto anche un'esperienza, l'ho conosciuto a scuola, di questo bellissimo gioco, prima alle elementari, poi abbandonato completamente a se stesso e ripreso alle superiori in pratica con quello che poi sarebbe diventato un mio carissimo amico e che mi ha permesso anche di conoscere tante altre persone che tuttora frequento. Penso che una parte importante sia anche quella, appunto, motivo anche del sociale, insomma, del socializzare, motivo per cui anche sono comunque sempre favorevole alla presenza. Ovviamente, però, come diceva Alessandro prima, è anche comodo sotto tanti punti di vista l'idea di avere dei corsi ibridi. Nel caso uno si fosse indisposto nel poter venire in sede per un motivo o per un altro, ha comunque la possibilità di seguirlo. Comunque, ci ho detto, io sono diventato delegato provinciale da quest'anno, infatti ho avuto la prima esperienza come organizzatore con il provinciale giovanile Under 18 qua nella provincia di Verona. È stata una bellissima esperienza, spero di ripeterla, Covid permettendo, anzi adesso che effettivamente sembra che le restrizioni siano un po' mollate, sarà anche più fattibile organizzare sicuramente sia il provinciale Under 18 anche quest'anno, sia si spera anche quello per adulti, quello assoluto. E una mia speranza anche è quello di poter tornare a fare quelli che sono, o meglio che erano quando li facevo io, i GSS, che sarebbe giochi sportivi studenteschi, per vari motivi. Un po' perché comunque li ho sempre vissuti come una grande festa, e poi perché era un po' il coronamento, diciamo, dei corsi che si facevano nelle scuole, ovvero non era finalizzato il corso nella scuola a giocare il GSS, ma per chi voleva mettersi in gioco un po' al di là del semplice corso, delle partite con gli amici, c'era anche questa possibilità, quindi ti permetteva anche di contare persone che magari non avresti mai incontrato, venendo da province diverse, ai regionali, questo, o addirittura da regioni diverse quando si andava nella fase nazionale. E quindi spero di avere la possibilità di organizzare anche questi. Ovviamente bisognerà vedere come procederà sia i corsi nelle scuole, sia in generale la questione legata appunto al Covid. E poi, a parte questo, nell'immediato abbiamo deciso di rinunciare a quello che è un torneo storico, un certo numero di anni che veniva fatto, che era quello di Bussolengo, e che si faceva a novembre. Però Alessandro Gatta, che dopo ci spiegherà magari meglio i dettagli anche, sta organizzando un torneo promozionale a dicembre a Pescantina, quindi comunque sempre nella zona della Valpolicella, e dove non solo ci sarà i vari tornei per ragazzi, ma ci sarà anche una sezione per adulti. Quindi diciamo che abbiamo voluto un po' raggruppare, per evitare anche, non sapendo come andrà il periodo, per evitare appunto di non sapere quanti iscritti ci possano essere, eccetera, di fare questa specie di rassegna, chiamiamola, con molteplici tornei, molteplici fasce d'età e molteplici anche livelli di forza ovviamente dentro, per appunto cercare un po' di attivare anche quello che è lo scacchismo in presenza, se vogliamo chiamarlo così. Bene, interessanti attività, interessanti programmi. C'è qualche cosa che vuoi aggiungere, Alessandro Gatta? Qui bisogna specificare anche il cognome, perché non si può dire solo Alessandro, visto che tutti abbiamo due Alessandri o Alessandro, non lo so. Sì, riprendo un attimino l'appuntamento che stiamo costruendo e che stiamo proponendo all'assessore Nicolò Rebonato, che saluto, ed è l'appuntamento del 4 e 5 dicembre, dove faremo partire
con il protocollo anti-Covid della Federazione Scacchistica Italiana, FSI, il 6° Grand Prix del Triveneto. Quindi, come dicevi tu Alessandro, effettivamente è un torneo promozionale, ma è anche un torneo regionale, perché sarà presente il torneo A, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2004, che è valido per l'ammissione al campionato italiano Under 18 del 2022. Ma abbiamo anche per lo stesso evento in programma altri 3 tornei, questi promozionali: il torneo B, che è riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2008, e poi dopo abbiamo il torneo Open, che è riservato ad adulti e Under 18 di categoria nazionale, quindi giocatori di alto livello, e un torneo promozionale riservato a tutti gli amatori di qualsiasi età e che hanno incominciato a prendere in mano gli scacchi per il piacere di giocare e di fare partite anche con persone al di là della propria famiglia. Quindi è un appuntamento molto challenging, perché effettivamente c'è il desiderio di toccare gli scacchi, anche se saremo lì a sanificare continuamente a ogni turno le partite, seguendo tutte le indicazioni rigide per la protezione e la salute di tutti. Ecco, quindi questo è quanto abbiamo in preparazione. Un'altra iniziativa molto molto importante che vorrebbe reagire un attimino a questa fase di stasi post-Covid è quello di riproporre, con l'appoggio regionale del Comitato regionale Veneto Scacchi, di cui faccio parte, e con il Comitato nazionale rappresentato dalla nostra rappresentante nazionale Francesca Capuano, che saluto, per organizzare l'istruzione, come dicevi tu Matteo, riprendere in mano l'istruzione dei docenti scolastici al fine di potenziare la nostra capacità di insegnamento nelle scuole, al di là di noi istruttori esterni che proveniamo dall'associazione Scacchi Valpolicella. Ecco. Bene, bene. Mi pare che sia completa ed esaustiva la presentazione dei progetti, dell'attività. Naturalmente non possiamo dire tutto nei dettagli, ma insomma abbiamo dato un quadro d'insieme molto, molto accurato e molto preciso. E quindi sì, Sergio, assolutamente. Sì. Una cosa molto importante che è nel pensiero di tantissimi giovani scacchisti che fremono dal desiderio di cominciare i corsi di scacchi, come tanti circoli, anche i nostri CAS dell'associazione partiranno ad ottobre e saranno indirizzati quindi a giovani scacchisti di tutti i livelli, dal livello basico al livello intermedio al livello avanzato. Prediligeremo lezioni in presenza, ma non disdegneremo opportunità per offrire delle lezioni anche a distanza per quelli un po' più grandicelli che hanno difficoltà di raggiungere le nostre sedi dei CAS. Ecco, scusami. Bene, direi un ottimo programma, ottime iniziative, ottimi progetti. E quindi, se non c'è altro, c'è qualcosa? Qualche domanda rapidamente, perché siamo quasi in chiusura? Sì, anche se abbiamo sforato di un pochino, una domanda c'è, volevo chiedere così, soprattutto ad Alessandro, che è un po' uno degli informatici del Valpolicella, no? Alessandro Gatta ancora una Alessandro volta. Gatta, sì, scusate, infatti ci sono cascato anch'io, no? Ad Alessandro Gatta, che allora avete parlato di DAD, di didattica ibrida, di molte iniziative online, eccetera. È di questi momenti, insomma, di queste ore, l'uscita dal ranking 2020 per la categoria dei vari paesi europei sulla digitalizzazione all'interno del proprio paese. E noi siamo quartultimi
davanti alla Romania. Quindi qual è l'impegno che voi volete dare su questo, sotto questo aspetto, per migliorare anche? Diciamo che il ranking ha fortemente diminuito da due fattori. Due sono abbastanza buoni, cioè uno è l'infrastruttura che abbiamo è molto buona, e anche i servizi pubblici sarebbero buoni. Quello che pecca molto da noi è l'investimento di risorse umane all'interno di queste iniziative e l'integrazione delle varie tecnologie. Ecco, volevo sapere, Alessandro, come la pensi per la didattica all'interno del circolo, del tuo circolo, come la pensi per valorizzare invece questi due aspetti? Dario, ti ringrazio, è una bellissima domanda a cui ho due concetti da condividere. Cerco di essere molto breve perché siamo addirittura d'arrivo nel programma. Il primo è che per quanto riguarda questo tema, un informatico come sono io e come sono gli altri, noi siamo privilegiati, nel senso che abbiamo visto queste opportunità molto prima che ci venissero imposte, per cui avevamo uno sguardo molto più sereno e molto più propositivo di altri per proporre delle alternative. Abbiamo avuto l'opportunità in associazione, ma non solo in associazione, anche con un respiro molto più ampio, come hai detto tu stesso Sergio, a livello di istruttori della Regione Veneto, abbiamo messo in piedi degli appuntamenti il sabato mattina dove ci confrontavamo da ogni parte del Veneto per parlare di tematiche che riguardavano l'insegnamento degli scacchi. E l'aneddoto che a me piace ricordare di questa esperienza è che degli istruttori che con tanta esperienza sulle spalle, con tanto che io saluto molto calorosamente, ci hanno detto: questa opportunità di confrontarsi a distanza tramite le conference call, i Google Meet e altri strumenti, non avrei mai immaginato di poterlo sperimentare. Persone che hanno superato i 70 anni e che guardano con uno sguardo entusiasta queste nuove opportunità. Allora, questo è molto rappresentativo, perché effettivamente bisogna abbattere questa barriera iniziale contro la tecnologia, perché le opportunità della comunicazione che abbiamo attraverso internet e quant'altro moltiplicano per 10% le opportunità di studio, di comunicazione e di lavoro. L'Italia, un paese che ha poche materie prime, è un paese che vive di design, di idee e di propositività, e la comunicazione, gli strumenti di comunicazione, i canali di comunicazione sono il futuro dell'Italia. Bene, siamo proprio in chiusura, e quindi mi corre l'obbligo solamente di salutare tutti gli spettatori e di ringraziare gli intervenuti, diciamo i due Alessandro. Qual è il magno? Non lo so, comunque ci penseranno gli spettatori. Matteo Volpi alla regia, Dario Bellinato come moderatore, e che ringrazio vivamente. Un saluto ancora a tutti quanti, arrivederci. For you on the